dovevano essere pronti per il 2021, non lo saranno probabilmente neanche per il 2022, forse neanche per il 2023 e questo ovviamente in qualche modo dispiace. Fosse stata accolta la proposta della FISI di spostare i mondiali di sci al 2022, l'iter delle opere previste per il miglioramento della 51 di Alemagna, con le 4 varianti di Tai, Valle di Cadore, San Vito e Cortina, strategiche per i mondiali e ancor di più per le Olimpiadi invernali, non ne avrebbe beneficiato. È questo il cruccio più grande del sindaco di Cortina, che parla di un vero e proprio cortocircuito. Questo è ovviamente una problematica legata più in generale, secondo il mio punto di vista, al paese Italia e nello specifico a queste procedure che veramente sono diventate, diciamo, veramente un problema vero, un problema nazionale. Nello specifico, ovviamente, io guardo il mio territorio, ovviamente non c'è stata, diciamo, un rispetto di quelle che erano poi le linee programmatiche che ci eravamo dati. Ritardi stigmatizzati anche dalla numero 1 di Confindustria Belluno Dolomiti. Sulla dotazione infrastrutturale di questo territorio, dice Loren Berton, ci giochiamo sia la buona riuscita dei grandi eventi che la permanenza delle persone e delle imprese nella nostra montagna. Ci sono stati dei tempi lunghissimi per quanto riguarda la valutazione di impatto ambientale, diciamo oltre i 3 anni diciamo, per avere un parere, manca ancora il decreto, manca ancora il progetto esecutivo, quindi probabilmente vedremo l'inizio lavori solo diciamo, a fine 2021. Diversa la situazione relativa alle infrastrutture sportive che sono in fase di rifinitura. Cortina ha una grande capacità organizzativa, il problema legato alla viabilità non pregiudicherà il risultato dell'evento, dice il sindaco. La palla passa a Roma.